Continua a distanza il botta e risposta tra il deputato del Movimento 5 Stelle Michele Sodano ed il sindaco di Agrigento sulla vicenda dello sblocco dei cantieri dell'Agrigento Palermo e sull'Agrigento Caltanissetta. Una questione che rischia di mettere in ginocchio imprese, fornitori di circa 2.500 lavoratori, ma soprattutto penalizza i siciliani costretti a code infernali e lunghe attese per arrivare a Palermo o Catania. Dalla Camera dei Deputati il deputato Sodano ha esultato postando la notizia dell'approvazione della norma salvacantieri CMC. Ce l'abbiamo fatta, scrive, al via lo sblocco dell'Agrigento Palermo e dell'Agrigento Caltanissetta. Sopralluoghi, passerelle, emendamenti e selfie trionfalistici. Seguirà una nuova inaugurazione? Risponde con tono ironico il sindaco di Agrigento Firetto, che sottolinea come la voce dei sindaci è stata ascoltata, il nostro grido di allarme li ha distratti dalla propaganda, ponendo rimedio agli errori al tempo perso. Alle dichiarazioni di soddisfazione preferiamo i fatti. Per questo, come San Tommaso, noi aspettiamo e speriamo.